accreditato di un risultato tra il 4 e il 7%. In Campania le candidature impresentabili pro De Luca hanno favorito solo in minima parte il travaso di voti al Movimento 5 Stelle, anche per l'importanza delle preferenze. PD in calo sulle europee, ma sopra politiche regionali, così Pagnoncelli. Poi c'è lo sport in prima pagina, la Juve, il grande sogno in finale di Champions League contro il Barcellona di Messi. Il pareggio 1-1 al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid ha aperto alla Juventus le porte della finale di Champions League il 6 giugno a Berlino contro il Barça di Messi, giusto appunto. Tornando invece alle questioni italiche, l'Europa accoglierà 20.000 rifugiati, l'Italia ne assisterà 1.989, pari all'11,84% dei richiedenti asilo. Saranno individuati i luoghi dove creare almeno 7 centri per smistare gli stranieri, ognuno dei quali non dovrà accoglierne più di 400. Linea dura contro gli irregolari, che nel 2014 sono stati 283.532. Anche soltanto prendendo per buoni sti numeri si rimane frastornati. 20.000 contro 283.000. Stanno sparando numeri a più non posso sulla questione immigrazione in Europa. Poi vediamo un pochino meglio. Intanto, sempre dal primo piano del Corriere della Sera, la storia che non si deve ripetere su Telecom Italia e la questione della banda larga, un lungo articolo di Daniele Manca che poi prosegue a pagina 27 su tutta la vicenda di Telecom Italia per arrivare al dunque di che si fa adesso per la famosa banda larga, l'internet veloce, che significa anche competitività, che significa uno strumento per le imprese, per l'economia. Che facciamo adesso? Torna a far capolino l'ipotesi di ingresso dello Stato o comunque di capitale pubblico in una società privata, quasi fosse garanzia dell'avviarsi dell'innovazione tecnologica. E insieme con quei progetti rispunta una diffidenza verso le imprese private, che in Italia non è mai scomparsa. Troppo spesso si pensa che basti investire per creare crescita. In pochi si pongono il problema, scrive Daniele Manca, in pochi si pongono il problema di misurare l'efficacia di quegli investimenti che vanno comparati con i risultati e quindi con una parola che in Italia si fa fatica a pronunciare: profitti. Sostanza, interessi di bandiera. Dietro ai dubbi sul probabile nuovo assetto societario rispunta la diffidenza verso le imprese private. In questo caso si preferisce l'investimento pubblico tramite Enel che non il privato, Telecom privata. Ma chiudiamo la prima pagina del Corriere della Sera con altri 2 titoli. Mio figlio lasciato lì a morire da solo, parla la madre del ragazzo precipitato durante la gita a Milano all'Expo. L'avevo affidato alla scuola, dice la donna, ho affidato il mio unico figlio all'istituzione scolastica, mi verrà riconsegnato cadavere. A scriverlo su Facebook Antonia Comin, la madre di Domenico Maurantonio, il 19enne precipitato all'hotel dove era in gita a Milano. L'hanno lasciato morire solo, continua la donna, convinta, come del resto gli inquirenti, che tra i compagni di classe del figlio ci sia chissà, e finora ha mentito. Infine un raid in Iraq. Sarebbe stato ucciso, racconta Guido Olimpio, in un raid della coalizione in Iraq, il numero 2 dello Stato islamico, Abu Ala al-Afri, che avrebbe dovuto assumere la guida dello Stato islamico in caso di morte o incapacità del califfo al-Baghdadi. E questi sono gli argomenti di primo piano del Corriere della Sera. In primissimo piano, voltata alla prima pagina, c'è la questione dell'Istat che certifica siamo fuori dalla recessione. In realtà servirebbe più di un trimestre, ma comunque non importa. L'importante è il più 0,3%. L'Italia riaggancia l'Europa, mica tanto perché Spagna e Francia crescono il doppio e il triplo rispettivamente, o meglio il triplo e il doppio rispettivamente. In ogni caso non bisogna sottilizzare, non andiamo per il sottile, la ripresa c'è, stiamo tutti bene, abbiamo perso 111.000 posti di lavoro in 3 mesi, ma è un segno di vitalità. Più 0,0% la crescita su base annua, ma non importa, è un altro segno di vitalità. La sorpresa francese, Berlino che preoccupa, e Renzi dice finalmente, come diciamo tutti noi del resto. Padoan, il ministro dell'economia, si reputa soddisfatto per il giudizio di Bruxelles. Quale giudizio? Non importa. Commissione in linea con il DEF, cioè il documento di economia e finanza. Che cos'è? Chi se ne frega. Le 6 raccomandazioni dell'Unione Europea. Quali sono? Non ci importa. La spinta che viene dalla domanda interna, auto e farmaceutica, i settori in ripresa. Farmaceutica perché siamo malati? No.
sia farmaceutica, perché è un settore trainante, come si suol dire. Il peso delle produzioni Fiat, importanti, gli investimenti della Glaxo, della Janssen, della Chiesi, della Merck e degli altri big farmaceutici. Sono un'ottima base per lo sviluppo economico stabile e per un benessere condiviso. Più farmaci per tutti e il PIL cresce. Il decreto della sentenza pensioni invece arriverà a breve. I pensionati verranno risarciti di quanto hanno perso ingiustamente, dice la Corte Costituzionale, per le preoccupazioni di bilancio del governo Monti e dei successivi? Chi lo sa, mini rimborsi oltre i 2.000 euro sarebbe l'ipotesi. La bozza del decreto sulle pensioni è pronta, ci racconta il Corriere della Sera. L'idea sulla quale il governo sta lavorando è quella di rimborsare tutto o quasi, bisogna essere precisi, tutto o quasi, fino a 4-5 volte il minimo. Sopra 4,5, 6, 3,5, 4,8, tutto o quasi tutto o tutto o quasi. Tu quasi rimborseremo o rimborseremo tutto, non importa, non bisogna essere tanto per il sottile, non bisogna andare tanto per il sottile, qua è tutto un grossolanamente parlando, diciamo così. Rimborsiamo tutto, ma rimborsiamo quasi, rimborsiamo fino a 4 o 5 volte il minimo, rimborsiamo forse il lordo, forse il netto, non importa. Sopra questa soglia, cioè circa, quasi, circa, forse, tutto o quasi 4 o 5 volte il minimo, bisogna essere precisi, sopra questa soglia gli arretrati si ridurrebbero molto velocemente. Un'ipotesi potrebbe prevedere il rimborso pieno per quella parte di assegno fino a 1.500 euro lordi al mese. Questo vuol dire che in pratica non vedranno un tubo i pensionati, perché sotto i 1.500 euro lordi al mese era già tutto adeguato. È bella, e l'ipotesi è interessante. È molto interessante, perché fino a 1.500 euro lordi già c'era in sostanza l'adeguamento. Comunque non importa neanche questo, 3 volte il minimo, per poi scendere all'80% del dovuto tra i 1.500 e i 2.000 euro lordi al mese, 60% tra i 2.000 e i 2.500 euro lordi al mese, per poi essere rapidamente azzerato il rimborso per gli assegni più alti, cioè praticamente per tutti. Sul piatto le risorse non sono tante. Il Ministero del Tesoro, il signor Padoan, vorrebbe minimizzare, scrive il Corriere fra virgolette, la spesa, al punto che le ultime indiscrezioni parlano di un esborso non superiore a 2,5 miliardi di euro nel 2015. 1,6 miliardi arriverebbe dal cosiddetto tesoretto, che è rimasto in vita, pur essendo già morto appena nato, ma è ancora vivo. È morto, ma è ancora vivo. È tutto tipicamente italiano. Rimborseremo tutto o quasi, 4 o 5 volte il minimo, più o meno, grosso modo. Il tesoretto è morto, ma è ancora in vita. Ma la faccio breve. C'è anche il caso dell'avvocata dello Stato, una elegante signora, a dir la verità, Giustina Noviello, legale della Presidenza del Consiglio, la si vede a pagina 3 del Corriere della Sera, la quale ha difeso di fronte alla Corte Costituzionale per conto dello Stato italiano la norma Fornero-Monti, quella che tagliava l'adeguamento delle pensioni all'inflazione. A fine aprile la Corte Costituzionale però ha vinto contro la signora Noviello, che difendeva lo Stato italiano nel dire è giusto non adeguare le pensioni. Sui social l'avvocata Noviello è finita al centro di una polemica. Ha fornito dati troppo ottimistici sull'impatto economico che avrà la sentenza, 5 miliardi invece dei 20-25 che costerà realmente, l'ha accusata l'economista, esponente di Italia Unica, cioè del partito di Passera, Riccardo Puglisi. Lei si è difesa su Twitter. Gli avvocati dello Stato non fanno i contabili, ha detto l'avvocata Noviello. Basta notizie false. Poi ha speso parole di sostegno per la Corte Costituzionale. Non ho certo perso, dice l'avvocato dello Stato. Questa interessantissima questione è affrontata a pagina 3 del Corriere della Sera. Quanto agli effetti della Corte Costituzionale, Renzi dice non rinuncio a interventi sul fisco. Ce lo racconta in retroscena la renzistissima giornalista del Corriere Maria Teresa Meli. Il leader, cioè Renzi, aveva studiato i possibili tagli delle tasse prima della sentenza della Corte Costituzionale. Adesso dice Renzi, ma chi se ne frega, giusto per citare un autorevole precedente, chi se ne frega della sentenza della Corte, io i tagli delle tasse li faccio lo stesso. Questo naturalmente lo racconta la cronista, anzi la retroscenista di Palazzo Chigi del Corriere della Sera, Maria Teresa Meli.
Certamente Renzi ha intenzione di tagliare le tasse, è una cosa sicura questa. A breve arriverà il taglio delle tasse. Intanto Renzi fa il maestro alla lavagna per difendere la riforma della scuola in un video di 18 minuti, sì al confronto ma no ai boicottaggi, escludendo di mettere la fiducia sulla riforma della scuola. Basta battaglie ideologiche, non è vero che il preside potrà assumere i suoi amici, professore o maestro, per 18 minuti, con lavagna e gessetti di colori diversi. Renzi si improvvisa docente, ha bisogno di illustrare la riforma con un mezzo nuovo che raggiunga tutti, un video girato nella biblioteca di Palazzo Chigi. Lui, il maestro Renzi, in primo piano. Sulla lavagna uno schema molto semplice. I punti positivi della sua riforma, quelli falsi circolati nelle proteste e che sono da smentire. Accorato ma felice, si dice il Premier, perché la scuola è tornata al centro del dibattito. Infervorato per dire che non esistono presidi Rambo, non ci saranno sceriffi. Disponibile al dialogo, purché sia sereno, dice Renzi, perché la scuola non appartiene a nessuno e perché non si facciano battaglie politiche, magari con slogan ideologici. La lezione del professor o maestro Renzi, che viene postata sul sito di Palazzo Chigi a tardo pomeriggio, è diffusa in parallelo a una lettera agli insegnanti. Nella prima cita una sua vecchia professoressa, Eda. Nella seconda ricorda i nomi delle sue scuole, Rodari, Papini, il liceo Dante, anche per dire che conosce, per esperienza di studente, oltre che di padre e marito, l'orgoglio, dice Renzi, che vi anima, la tenacia che vi sorregge, la professionalità che vi caratterizza, rivolto agli insegnanti. Ma aggiungendo che queste doti non sono di tutti. La buona scuola siete molti fra voi, non tutti voi. La filosofia della lezione è entrare nel merito, spiegare, smentire alcune cose che non esistono, dice Renzi. Per esempio che il governo tocca le vacanze degli studenti. L'obiettivo è raggiungere quanta più gente possibile e anche elettori, visto che si vota alle regionali, scrive il Corriere della Sera. Entrambi gli strumenti, la lettera e il video, ne hanno le caratteristiche. La lavagna attira l'attenzione. Lui, in maniche di camicia, col gesso in mano, può diventare virale su internet. Sia nel video che nella lettera c'è un denominatore comune. Non pensiamo di avere la verità in tasca, dice Renzi. Abbiamo certamente fatto errori, ma questa proposta non è prendere o lasciare, tanto più che in mattinata gli uffici di Palazzo Chigi hanno smentito che il governo sia pronto a mettere la fiducia. Vi prego di dedicare 5 minuti di attenzione, esordisce Renzi, ma saranno 17 minuti in tutto, quasi 18, per difendere il principio dell'alternanza scuola-lavoro, l'investimento finanziario in formazione dei professori, che, dice Renzi, hanno perso prestigio sociale anche per colpa dei genitori della mia generazione. E poi spiega il lato positivo di un principio cardine: dare più soldi a chi li merita, perché il merito non è una parolaccia. C'è anche da chiarire che autonomia non significa svendersi ai privati. Ma quali privati, dice Renzi? E ricorda poi la prossima assunzione di 100.000 precari per dare continuità, ultimo concetto scritto sulla lavagna, al progetto educativo. Meno supplenti, meno tempo dei presidi a gestire la burocrazia. Così Renzi alla lavagna. Sempre poi dal Corriere della Sera in primo piano, a proposito invece di elezioni regionali, le accuse del Civattiano in Liguria, il candidato Pastorino. Qui c'è un Nazareno al pesto, dice Pastorino, da broker a cavia della sinistra oltre il PD. Siamo di fronte alla nascita dello scaiolismo paitiano, roba difficile, cioè in sostanza la Paita, candidata del PD ufficiale o del PD principale renziano, è una specie di scaiola, dice il candidato di Civati, Pastorino in Liguria. Sanno che comunque sarà una vittoria dimezzata. Poi c'è un annuncio importante che fa invece il candidato presidente della Campania per il PD, Vincenzo De Luca, il quale dice: Matteo, cioè Renzi, mi ha rassicurato, ora verrà corretta la legge Severino, cioè al di là degli interventi ad personam, perché come tutti sanno, se viene eletto De Luca è probabile che legge Severino alla mano non possa fare il presidente. Però lui dice: attenzione, il Presidente del Consiglio mi ha promesso, mi ha rassicurato che adesso verrà corretta la legge Severino, così io potrò sfangarmela. L'intervista del Corriere al candidato dei Democratici in Campania. Altro che legge ad personam.
Più che invitare a non votare certi candidati che mi sostengono, non posso fare, dice De Luca, ma nessuno di loro ha condanne o carichi pendenti. E poi soprattutto Renzi mi ha promesso che adesso cambia la legge Severino per me, per favorire a me, come si dice da quelle parti. Sempre poi dal Corriere della Sera, in primo piano, ma pagina degli esteri, la questione dei migranti, via libera al piano dell'Unione Europea, in Italia 7 centri di smistamento, il punto fondamentale è la distribuzione dei profughi, 4 parametri e percentuali, stanziati 60 milioni, 50 per l'assistenza, eccetera, eccetera. Insomma, non si è capito un granché. Mentre la dottrina Cameron è più chiara, la dottrina del premier britannico. La nostra società è stata troppo tollerante. Basta neutralità con gli estremisti, chiusura per tutti gli immigrati irregolari. Per noi vale solo una posizione: rimandarli in Africa, dice la nuova Lady di Ferro, la ministra May. Per troppo tempo siamo stati una società passivamente tollerante. La pazienza è finita. Il governo Cameron annuncia mano pesante contro i migranti irregolari e contro i predicatori di odio. Il che significa due cose, scrive Fabio Cavalera da Londra: che nell'immediato Londra non accoglierà uno solo dei profughi soccorsi nell'area mediterranea, facendosi beffe delle richieste sia dell'Europa sia dell'Italia, e che occorrerà stare molto attenti a ciò che si dice e si scrive in spregio ai principi di fondo della storia e della democrazia britannica, perché entrerà in vigore una legge antiterrorismo con ampi poteri di polizia e probabilmente intrusiva nei social network. A Downing Street per la prima volta si riunisce il nuovo governo e l'occasione è unica per dare fiato ai pensieri e ai progetti che stavano da tempo nella testa dei conservatori. La linea viene indicata dal premier Cameron. La sintesi è che le istituzioni del Regno Unito sono state spesso neutrali, garantendo a chiunque libertà di esprimere qualsiasi parola e pensiero, restando neutrali di fronte anche a messaggi ambigui e violenti. Questo garantismo, dice Cameron, ha incoraggiato la narrativa dell'estremismo e del rancore. Adesso la musica cambia, annuncia il premier britannico. Il governo inglese parte col piede sull'acceleratore e fa leva sui temi dell'immigrazione, dell'Europa, del terrorismo. Tolleranza zero su tutti i fronti, annuncia Cameron. Theresa May è una signora cresciuta col mito di Margaret Thatcher, dura, poco disposta alla mediazione, e scrive sul Times e ripete in TV che Londra è completamente in disaccordo con quanto ha dichiarato Federica Mogherini, l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera. A Londra, annuncia Theresa May, non ci sarà alcuno spazio per quote di profughi dal Mediterraneo. Un conto è portare soccorso e le navi con bandiera britannica continueranno a farlo. Un conto è dare ospitalità. Per noi vale solo una posizione, ha detto la signora May: rimandarli in Africa. Con buona pace, scrive l'inviato del Corriere, di chi invoca la solidarietà. Il governo Cameron è per un no netto e si sfila da possibili compromessi, preannunciando anche l'inasprimento delle norme sugli ingressi e sui permessi. In sostanza, abolizione dei benefici e del welfare oggi destinati agli immigrati, allo scopo di limitare gli accessi di immigrati in Gran Bretagna. Tolleranza zero coi profughi e gli irregolari, tolleranza zero col radicalismo e l'estremismo. I Tories approveranno ai comuni una legislazione che punta a togliere ogni possibilità di manovra a chi nelle strade, nelle scuole, nei luoghi di culto lancia proclami di guerra santa o di vendetta. Servizi segreti e polizia, col via libera della magistratura, avranno la possibilità di fermare e arrestare individui e gruppi che mettono in pericolo la democrazia. Per non lasciare spazio a equivoci, il governo Cameron specifica infine che entrano nel mirino le forme di opposizione, sia verbale che fisica, alla libertà di espressione, di opposizione ai valori della tolleranza delle fedi e del mutuo rispetto, di opposizione al sistema che disciplina l'attività del potere pubblico e di opposizione che si concretizza in minacce alle forze armate. Vale anche per il proselitismo e la propaganda via internet. Quali saranno i controlli? L'intenzione di Cameron e May è dare alle agenzie di sorveglianza ampia facoltà di spionaggio elettronico. E ancora dal Corriere della Sera, sempre per la pagina degli esteri, intesa tra Vaticano e Palestina, Israele esprime la sua delusione. La Santa Sede rilancia la soluzione due popoli, due paesi, anche per tutelare i cristiani, dice il Vaticano, che in sostanza riconosce la Palestina.
Israele non ci sta. A pagina 21 invece del Corriere della Sera, l'ultima questione che poi vedremo però riaffrontata da chi l'ha posta per primo, cioè il Fatto Quotidiano, la maxi discarica di Bussi sul Tirino a Pescara, ipotesi di pressioni sui giurati della Corte d'Assise, il processo ai dirigenti e consulenti Montedison per i veleni della discarica. L'indagine finisce al Consiglio Superiore della Magistratura. I magistrati togati avrebbero insistito sui giudici popolari per attenuare le accuse contro la Montedison, ma poi vedremo meglio la questione. Lasciamo il Corriere, andiamo in pubblicità, poi vediamo brevemente la cronaca milanese e gli altri quotidiani di oggi. Voglia di tecnologia? Dalla cronaca milanese lombarda del Corriere della Sera, velocemente, ATM, azienda dei trasporti di Milano, precettati i macchinisti, il prefetto blocca lo sciopero del sindacato USB di domani, la CGIL denuncia, colpiti tutti, ogni protesta è a rischio. La base dei lavoratori dice ormai c'è un clima di anarchia, molti restituiscono le tessere sindacali. Comunque il prefetto di Milano Tronca ha disposto la precettazione dei lavoratori ATM, termina così lo sciopero dei trasporti, indetto per domani dall'USB. E sempre dal Corriere della Sera, Milano, capitale europea del falso, sequestrati 23.000 pezzi contraffatti al giorno per un valore di 200.000 euro annui, anche gadget di Expo tra la merce requisita. Intanto il Comune di Milano prevede nel 2015 incassi record per le multe, nuovo record per le multe, lo prevede il bilancio 2015 del settore sicurezza. Rispetto a un anno fa, quando si ipotizzò di incassare 255 milioni di euro, oggi la proiezione indica 10 in più, 265 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno 15 milioni di multe iscritte al ruolo, cioè previsioni di incassi per multe vecchie. Tutto in anticipo naturalmente. Sulla questione invece del reddito sociale, ancora schermaglie, scrive il Corriere, tra il presidente Lombardo Maroni e il leader leghista Salvini sul reddito di cittadinanza che Regione Lombardia vorrebbe introdurre. Salvini non è stato bene informato probabilmente, ma ci penserò io adesso, è solo un problema di comunicazione, ha detto il governatore Maroni, commentando le perplessità espresse dal suo segretario. Replica di Salvini: a chi ha bisogno di mangiare preferisco regalare la canna da pesca piuttosto che il pesce, dice il segretario leghista. Infine, le strade trappola, un dossier del Corriere sulle strade lombarde. Ogni settimana muore un ciclista, in un anno quasi 5.000 feriti in collisioni. Cremona e Mantova, le città più pericolose, biciclette e incidenti sulle strade lombarde. Mentre c'è un'idea a Expo, uno spazio dentro alla Cascina Triulza per le messe dei cattolici, che al venerdì o durante il Ramadan potrebbe diventare uno spazio per la preghiera degli islamici.
È il commissario unico, Giuseppe Sala, ad annunciare la novità, che risolve una delle polemiche sollevate nei mesi prima dell'esposizione dalle comunità religiose. Mancando una moschea sul sito dell'Expo e anche in città, i responsabili di molti padiglioni dei ricchi paesi del mondo arabo e islamico hanno creato mini moschee fai da te per permettere ai lavoratori praticanti di rispettare il precetto sacro delle 5 preghiere quotidiane. Così nel Kuwait, negli Emirati, nel Qatar, in Iran e via dicendo. Appena scoperta la situazione, la diocesi di Milano ha fatto presente che molti cattolici ad Expo per lavoro o per turismo avevano chiesto al padiglione Vaticano quando e dove avrebbero potuto partecipare a una messa senza tornare in città a Milano. Il commissario dell'Expo Sala ieri ha deciso che quella lacuna organizzativa va colmata. È stata una richiesta giunta da diverse realtà, ha detto Sala, che abbiamo potuto soddisfare grazie alla collaborazione di Cascina Triulza, il padiglione della società civile, all'inizio del decumano. Le funzioni saranno non solo di confessione cattolica, ma anche di altre religioni, ha detto Sala, che ha aggiunto che si comincerà domenica dopo un'ultima verifica con la diocesi. La curia sui tempi però frena. E lasciamo la cronaca milanese con la questione di Maroni che non molla, su Repubblica che riprende l'argomento e anche su Libero con un'intervista alla rendita ai disoccupati entro l'anno. Non è elemosina, dice il presidente Maroni, bisogna aiutare chi non ce la fa. E Forza Italia apre, discutiamone. Il reddito minimo, dice Roberto Maroni, intervistato da Libero, il reddito minimo sarà salverà 700.000 lombardi. Il mio piano sarà più utile degli 80 euro di Renzi, niente fondi agli extracomunitari. Salvini riuscirò a convincerlo. Qualcuno nel centrodestra si è scordato che sono stato ministro del lavoro. So quello che faccio, dice Maroni. Lunedì incontrerò la maggioranza e spiegherò il mio progetto. In Veneto c'è il reddito di ultima istanza. Guardo anche a Germania e Lussemburgo. Presidente Maroni ha visto che Putiferio ha scatenato la sua uscita sul reddito di cittadinanza. Per un giorno è riuscito ad oscurare perfino l'Expo. Ride Roberto Maroni rispondendo: è vero, sono stato bravo, però sapevo che usando quelle 2 parole tutti ne avrebbero parlato. Davvero vuole introdurre il reddito di cittadinanza in Lombardia? No, guardi, risponde Maroni, a me interessa che il governo di centrodestra della Lombardia si prenda carico della questione sociale, che non può essere lasciata al PD e ai 5 Stelle. In questa prima parte della legislatura abbiamo un po' tralasciato la questione. Io l'ho chiamato reddito di cittadinanza per renderlo più comprensibile. In Veneto, altra regione governata dal centrodestra, esiste dal marzo 2014, si chiama reddito di ultima istanza. Il nome non conta, l'importante è farci carico delle fragilità e delle non autosufficienze che coinvolgono 700.000 cittadini lombardi. Con tutti i tagli che il governo sta facendo agli enti locali, comprese le regioni, come pensa di finanziare una misura del genere? Chiede Libero con Fabio Rubini. Non a caso, risponde Maroni, ne ho parlato alla presentazione del Fondo Sociale Europeo che mette a disposizione 970 milioni di euro tra 2015 e 2020. E lì ci sono i soldi da andare a prendere. Poi non è escluso che, se servirà, troveremo risorse aggiuntive. Le linee guida per poter attingere al Fondo Sociale Europeo sono chiare e si dividono su 2 assi. Il primo, dice Maroni, è relativo alle politiche attive per l'occupazione, che vede la Lombardia già in pole position. Il secondo invece parla di lotta alle povertà e di inclusione sociale e si rivolge a soggetti che non possono essere coinvolti con politiche attive. Esempio, al 70enne che va a rovistare nei cassonetti perché non arriva a fine mese. Non gli posso certo proporre un corso d'aggiornamento per reinserirlo nel mondo del lavoro. Stesso discorso per una famiglia in difficoltà che ha in carico un disabile o una persona non autosufficiente. Quello che ho chiamato reddito di cittadinanza si rivolgerà solo a casi specifici, non a tutti, come succede da altre parti. Facciamo 2 conti. 970 milioni divisi per 6 anni vuol dire che teoricamente la regione potrà impegnare 160 milioni all'anno. Basteranno? Quei fondi non funzionano così, risponde Maroni. Io posso anche decidere di spenderli tutti in un anno, prevedendo misure extra strong per andare contro la crisi. Verranno gestiti dalla Regione Lombardia? Assolutamente no. Ho intenzione di coinvolgere il terzo settore, che in Lombardia è esteso e organizzato, e poi i comuni. Saranno questi i pilastri della proposta regionale.
Il centrodestra si è schierato contro. Sono sorpreso, dice Maroni, perché se qualcuno in regione pensa che io non capisca di politiche del lavoro, dimentica che ho fatto il ministro del welfare e durante il mio mandato ho scritto con Marco Biagi il libro bianco che parlava di coesione sociale. Dire che occuparsi di queste emergenze non è tema di centrodestra non corrisponde alla realtà. Ho colto l'occasione della presentazione del Fondo Sociale Europeo per iniziare a parlarne. Lunedì ci sarà una riunione di maggioranza, spiegherò le mie idee. Sono certo che alla fine tutti riconosceranno che si tratta di una cosa seria. Quanto a Salvini, Matteo è molto impegnato in campagna elettorale, dice Maroni. L'ho cercato 3 volte tra ieri e oggi, ma aveva sempre il telefono spento. Ad ogni modo gli ho fatto avere un messaggio per consentirgli di stare tranquillo. L'idea che ho in mente sarà più seria e più utile degli 80 euro di Renzi. Quella sì che è un'elemosina di Stato. La mia proposta invece sarà composta da una serie di iniziative che aiuteranno chi è realmente in difficoltà. Matteo sta lavorando tanto e bene per la Lega, gli voglio bene, caso chiuso, dice Maroni. Lasciamo la questione del reddito minimo per andare alla prima pagina della Stampa. Anche la Stampa di Torino apre coi migranti, navi contro i trafficanti, titola il quotidiano torinese. Arrivano le quote, in Italia l'11,8% di chi chiede asilo. La Commissione approva l'agenda sull'immigrazione, Mogherini esulta, finalmente una risposta europea, Roma non è più sola. L'Inghilterra non ci sta, come abbiamo visto, ma neanche l'Ungheria, un referendum per dire no. A pagina 2 l'articolo di Tonio Mastrobuoni da Berlino. Il premier ungherese Viktor Orban vorrebbe chiudere le frontiere agli immigrati e interroga i suoi cittadini. Sai che ti rubano il lavoro? Sa che gli immigrati passano le frontiere in maniera illegale e il loro numero è aumentato di 20 volte? È vero che gli immigrati minacciano i posti di lavoro e le vite degli ungheresi? Non preferirebbe che i soldi spesi per gli immigrati venissero spesi per le famiglie ungheresi? E il referendum, perlomeno così lo presenta la Stampa, del premier Orban ai suoi cittadini. Anche Viktor Orban tenta la carta del referendum, peggio, scrive la Stampa, del questionario. Dopo aver tuonato nei giorni scorsi contro la proposta Juncker sulle quote di migranti, il premier ungherese ha spedito un questionario a milioni di concittadini sul tema dell'immigrazione. Le domande sono formulate così. Lo sa che gli immigrati economici attraversano le frontiere in maniera illegale e che sono aumentati di 20 volte? Alcuni dicono che le fallimentari politiche europee sull'immigrazione fanno aumentare il terrorismo. Concorda? E poi, è vero che gli immigrati minacciano i posti di lavoro e le vite degli ungheresi? E non preferirebbe che i soldi spesi per gli immigrati venissero spesi per famiglie ungheresi? Il questionario con le 12 domande a dir poco manipolatorie, scrive la Stampa con Tonia Mastrobuoni, dovrà essere compilato e rispedito gratis dagli ungheresi entro il 1 luglio. Gratis. Fidesz, il partito di Orban, ha anticipato che il risultato servirà a formulare leggi molto più restrittive di quelle europee per il controllo dei flussi migratori in Ungheria, con buona pace dell'Unione Europea. Quando sono emersi i primi dettagli del piano Juncker, la scorsa settimana, il premier Orban lo aveva definito folle. Tra i paesi dell'ex cortina di ferro, l'Ungheria è quello che registra il maggior numero di richieste d'asilo. Nel 2014 sono raddoppiate a 41.000. Anni di slogan xenofobi cominciano però a mostrare i loro frutti. La scorsa settimana un sondaggio dell'istituto di ricerca Tarki ha registrato un record di xenofobia in Ungheria. L'avversione contro i rifugiati in particolare ha toccato un picco inedito. Quasi 1 su 2, il 46%, pensa che non bisognerebbe farli entrare in Ungheria, dunque che non bisognerebbe neanche concedergli la possibilità di chiedere asilo. Gli ungheresi sono dei cretini e quello che pensa il loro primo ministro li influenza come dei deficienti. In estrema sintesi. Anche in Polonia, però, dove non c'è un fascista come Orban, uno squallido, orrendo premier come Orban, anche in Polonia la pensano così, vedendo i sondaggi. Quindi saranno cretini anche loro, evidentemente. Non regaliamo a Salvini il ruolo della vittima, invoca Cesare Martinetti in prima pagina sulla Stampa. Prima però c'è la notizia più importante del giorno, il PIL italiano torna a crescere, +0, poi c'è il +3, che è importante.
Non è importante lo 0, è il ,3 che è importante. Nel primo trimestre dell'anno più 0,3%, dice l'Istat, meglio delle previsioni e a sorpresa alla stessa velocità della Germania. Certo, la Germania negli anni scorsi, come l'Italia, era zero. Era sotto 0, no? Non è cresciuta mai la Germania negli anni scorsi. Andava pessimamente, come tutti sanno, e adesso cresciamo come la Germania, che è il risultato peggiore in Europa. Comunque non importa, il governo applaude ma non brinda, è sobrio, perché le stime sull'inflazione, meno 0,1% ad aprile, ci vedono tornare in deflazione. Ma porca malora, cresce l'economia e l'inflazione è negativa, cioè la gente non spende, non succede niente. Come mai? Del resto abbiamo su base annua un bel più 0,0% di crescita e, ricordiamolo, lo dice l'Istat stessa, meno 111.000 posti di lavoro in 3 mesi, gli ultimi 3 mesi. Ma insomma, stiamo così bene, come mai l'inflazione è negativa? Non solo, ma il nostro più 0,3% si confronta col più 0,9% della Spagna e il più 0,4% dell'Eurozona. Ma dai. La cosa importante però è non regalare a Salvini il ruolo di vittima, dice Cesare Martinetti. È difficile esprimere solidarietà a uno che balla sui morti del canale di Sicilia per la sua miserabile bottega politica, è l'esordio del pezzo. E dunque non è di questo che stiamo parlando, cioè Salvini è uno che balla sui morti del canale di Sicilia per la sua miserabile bottega politica. Fatta questa premessa oggettiva e indiscutibile, non stiamo parlando di questo, cioè di una bestia simile, una bestia come Salvini, uno schifoso come Salvini, non stiamo parlando di questo. Ma che Matteo Salvini venga aggredito e non possa parlare in una piazza italiana come l'altra sera a Marsala, non va bene, dice Martinetti, scrive anzi. Non è il caso di citare per l'ennesima volta il mite Voltaire, che tanto mite non era peraltramente, comunque anche perché nel caso di Salvini spesso non si tratta di idee, ma volete che Salvini abbia un'idea, cioè un mostro così, uno schifoso così, un demente simile, uno che balla sui morti, ha un'idea secondo voi? Ma può avere un'idea Salvini? Le persone dotate di buon senso non hanno neanche il dubbio. Salvini non può avere un'idea. Nel caso di Salvini non si tratta di idee, ma di studiate provocazioni. Altre volte sono proposte politiche, eccentriche ed estreme finché si vuole, e come tali devono avere piena cittadinanza come quelle di tutti. Ma quanto è liberale Martinetti? Ma nemmeno il più radicale dei liberali si alza a dire «Je suis Matteo», come è successo con Charlie Hebdo. Bellissimo il paragone, nonostante quel settimanale fosse spesso volgare e offensivo, perché quelli là sono di sinistra storica, insomma è un altro discorso. Ma che a Salvini sia impedito di parlare e sia ridotto a bersaglio per il lancio di uova non fa ridere e segnala semmai due facce di una stessa malattia, l'intolleranza. Si potrà dire, prosegue Cesare Martinetti in prima pagina sulla Stampa, che Salvini non fa altro che raccogliere quello che semina. Del resto anche quelli di Charlie Hebdo se la sono cercata, no? E tu continui a disegnare il profeta Maometto, prima o poi ti ammazzano, è giusto. Se tu offendi la mamma, io ti do un pugno se offendi la mia mamma, no? Per usare un illustre paragone di illustre persone. In ogni caso, si potrà dire che Salvini raccoglie quello che semina, con una scelta di marketing ossessiva e non certo innocente. Si potrà dire che chi di populismo ferisce non si lamenti se dal populismo viene attaccato. Ci sono insomma angoli diversi attraverso i quali non giustificare, ma comprendere la contestazione a Salvini. Eppure, questa tardiva riedizione di opposti estremismi ci racconta di un'altra malattia italiana, il non riconoscimento dell'avversario politico, la pulsione a distruggerlo. Salvini rappresenta il nostro paese al Parlamento europeo, è leader di un partito che governa Lombardia e Veneto, due delle regioni più ricche d'Europa. Il suo partito ha da tempo perso l'aura della incorruttibilità, dalle mutande verdi di Cota ai diamanti di Belsito alla laurea falsa di Bossi Junior. Eppure in una delle tante distorsioni italiane rappresenta una quota non marginale di mondo produttivo nordista al quale evidentemente non dispiace l'impeto semplicistico e rozzo del capo. Non stiamo a rifare la sociologia del consenso leghista, che dovrebbe però indurre ad osservare ed ascoltare Salvini impegnato in questa avventura contro natura
di far diventare nazionale un partito antinazionale, cresciuto nel disprezzo del tricolore, chiedendo voti ai meridionali fannulloni e parassiti, come hanno recitato per 20 anni le giaculatorie della Lega a beneficio dei padroncini del Nord. Ma perché regalare a Salvini il ruolo della vittima e del perseguitato? Perché nobilitare uno che ha sbeffeggiato il Presidente della Repubblica, che gli ha regalato una dimensione pubblica al Parlamento europeo, contribuendo alla fama di italiani grotteschi e inaffidabili? Jean-Marie Le Pen, feroce con i presidenti in patria, non ha mai attaccato il suo paese a Strasburgo e solo qualche giorno fa ha detto di non augurarsi che la figlia Marine, grande alleata di Salvini, diventi presidente. Sarebbe scandaloso che una donna con quei principi morali dovesse governare il nostro Stato, ha detto Jean-Marie Le Pen. Perfino Jean-Marie Le Pen è più bravo di questi due deficienti qua, di Marine Le Pen e di Salvini. Il razzismo primario di Salvini non ha nulla a che vedere con la comprensibile domanda di sicurezza degli italiani. Non regaliamogli ogni giorno un titolo sui giornali. Dopo un breve soggiorno in Corea del Nord è tornato dicendo che laggiù c'è uno splendido senso di comunità. I bambini giocano per strada, tutto l'insieme gli ha ricordato la Svizzera e il dittatore Kim Jong-un gli è parso un moderato. Così ha detto Salvini, testuale. Se ve lo ricordate cosa ha detto? Che mai letto che il dittatore coreano sia un moderato. Benissimo, piazza dopo piazza, una risata prima o poi lo sommergerà. Sarà meglio delle uova. Cioè, non bisogna tanto difendere il principio elementare, basilare, normale, che uno ha diritto di dire le cose in piazza, in pubblico, ovunque, specie se fa il politico. No. Bisogna evitare di fargli i titoli sopra, cioè non raccontiamolo più che Salvini è attaccato, perché se no gli diamo laurea del martire, capito? Ignoriamolo, questo qua, che è peggio del Le Pen padre. Ignoriamolo. Quindi se lo contestano noi non dobbiamo più scriverne, giornalisti. Non tanto per difendere il nobile principio, ma perché va ignorato. Non regaliamogli il ruolo della vittima. Molto interessante il commento in prima pagina su Salvini di Cesare Martinetti sulla Stampa. Sulla questione dell'immigrazione la Stampa si sofferma per 3 pagine, la quarta è dedicata invece al professor Renzi che spiega la riforma della scuola, la quinta anzi chiedo scusa, la sesta è l'Italia che va fuori dalla recessione, la settima è l'intervista a esponente di nobilissimo fondo di investimento, il più grande al mondo, BlackRock, che dice che gli investitori puntano su Renzi, non sull'Italia, su Renzi, ma vada avanti con le riforme. Poi c'è la questione delle pensioni, abbiamo capito che non avrà indietro niente nessuno o quasi. Il vertice tra Fitto e Verdini, che dovrebbero ciulare un po' di deputati, detto alla lombarda, a Berlusconi per fare gruppo autonomo. Insieme avrebbero 50 tra deputati e senatori, si mettono insieme Verdini e Fitto, è l'ultima di Forza Italia. E poi c'è il pezzo a pagina 11 di Maurizio Molinari da Gerusalemme, tra i cristiani di Gerusalemme Est, dopo l'accordo in Vaticano sul riconoscimento dello Stato palestinese, nella città vecchia resta l'amarezza. Ci è voluto tanto, speriamo che cambi qualcosa. A Porta Nuova, dove inizia il quartiere cristiano della città vecchia, la notizia del riconoscimento dello Stato di Palestina da parte del Vaticano arriva coi notiziari delle 18. È un grande giorno, ma provo tanta amarezza, commenta Michel, 69 anni, titolare di uno spaccio di alimentari a ridosso della custodia di Terra Santa. La gioia è perché il Santo Padre finalmente riconosce il nostro sogno, ma l'amarezza resta perché si tratta solo di parole. Qui continua a non cambiare nulla. Pochi metri più avanti c'è il barbiere Mahmoud, musulmano, che taglia corto. È una questione fra cristiani. Gli arabi ci riconoscono da tempo. Il dirimpettaio Morris, venditore d'arance, suggerisce di entrare da Tony, una piccola trattoria, punto di incontro a fine giornata fra commercianti del quartiere. Tutti conoscono la notizia che arriva dalla Santa Sede, ma non c'è euforia. Ibrahim Faltas non trattiene lo sfogo. Era ora, ma quanto tempo ci hanno messo? Abido Durbash aggiunge: sono parole nel vuoto, qui restano gli israeliani. Se la Chiesa vuole davvero aiutarci, deve occuparsi delle nostre famiglie. A spiegare di cosa si tratta è Tony, il proprietario, davanti a un piattino di salame piccante che mangia e ostenta, simbolo della differenza da musulmani ed ebrei. In questo quartiere cristiano i cristiani sono ridotti all'1%, dice Tony.
Se ne vanno i giovani per trovare lavoro, i commercianti perché non ci sono abbastanza turisti e le famiglie perché i redditi bastano a malapena a pagare gli affitti. Il Vaticano dovrebbe aiutarci a restare. È una polemica verso la custodia francescana, perché è vero che tengono gli affitti bassi nei loro immobili, sottolinea Ibrahim Faltas, ma gli stipendi che pagano a chi lavora per loro bastano a malapena a pagarli. L'interesse per lo Stato di Palestina passa in secondo piano rispetto ai timori di un presente fatto di fuga generalizzata. Riconoscere Gerusalemme Est, capitale della Palestina, serve a poco se i cristiani non ci saranno più. Sempre dalla Stampa, poi andiamo alla pagina di cronaca. Da Bologna, il miraggio degli infermieri per un posto, 6.500 candidati da tutta Italia in cerca di un contratto a tempo indeterminato. 150 euro è il costo medio delle spese per partecipare a un concorso fuori regione. Ma andiamo alla prima pagina di Repubblica, azione militare antiscafisti. È il titolo d'apertura tra virgolette. L'Unione Europea trova l'accordo sulle quote di accoglienza, via libera al programma per fermare i barconi. Mogherini dice no a interventi di terra in Libia, missione con le navi, blitz con gli incursori. Cavour e San Marco, il piano è pronto, scrivono in retroscena Giampaolo Cadalano e Alberto D'Argenio. Ora l'Italia punta a mandare gli incursori nei porti libici per distruggere i barconi dei trafficanti di uomini. È tempo che il governo Renzi coltiva l'idea. Adesso, dopo il via libera di Bruxelles al pacchetto sull'immigrazione, Roma intende accelerare sull'operazione, scrive Repubblica, che poi si occupa di un bambino di 9 anni sotto scorta per mafia, per minaccia al padre, in Sicilia, protetto dagli agenti dalla classe alla palestra, perché è un obiettivo delle cosche di Cosa Nostra. Gli uccido il figlio maschio, scorta al bimbo di 9 anni per le minacce al padre pubblico ministero. Il magistrato è nel mirino di uno dei mafiosi più feroci della Sicilia. Il piccolo corre un rischio altissimo e ora vive blindato. Il papà ha sventato il piano dell'uomo di accreditarsi come pentito per evitare il carcere. In carcere registrate conversazioni su un attentato in fase di preparazione. Non si fanno nomi naturalmente nell'articolo. E a seguire c'è invece il pezzo di Roberto Saviano su un giornalista licenziato su ordine del boss nella terra della camorra, padrona in redazione a Caserta. Enzo Palmesano, ex militante del Movimento Sociale Italiano, è stato cacciato dal Corriere di Caserta, oggi cronache di Caserta, del gruppo Libra. Il nemico di Palmesano è Vincenzo Lubrano, boss della camorra, legato alla mafia corleonese attraverso i Nuvoletta. La vicenda di Palmesano finisce in un'inchiesta del PM Conzo e di Esposito della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli che si chiama Operazione Caleno. Palmesano denunciò gli interessi dei Lubrano sul Corriere di Caserta, perciò ha perso il lavoro. Per la prima volta una sentenza ha dimostrato cosa è accaduto al cronista e come i clan condizionano i giornali. In un'intercettazione si riferisce la frase del direttore del giornale: di a Don Vincenzo Lubrano, il boss di Camorra, che non scriverà più Palmesano, il giornalista, ex Missino. Alle pagine 2 e 3 di Repubblica, in primo piano però, lasciata la prima pagina, c'è la questione dei profughi. L'Unione dà il via libera alle quote e prepara, secondo Repubblica, l'opzione militare in Libia. La Commissione approva le misure sull'immigrazione, i rifugiati saranno redistribuiti, ma c'è già chi si sfila, come in primis la Gran Bretagna e l'Ungheria. L'Italia vuole i blitz nei porti libici, pressing sugli alleati e incursori già in allerta. Le forze armate hanno preparato diversi tipi di intervento, ma prima serve il passaggio alle Nazioni Unite. Allo studio il testo di una risoluzione che possa ottenere l'ok anche da Russia, Cina e Stati Uniti. E sempre da Repubblica il Viminale dice 30.000 profughi andranno via dall'Italia, la Commissione europea fissa un tetto alla redistribuzione fra paesi, se il Consiglio non lo introduce nei nostri centri ne rimarranno 50.000. Dice la ministra Mogherini, ministra degli esteri europea, Roma sarà esonerata dall'accoglienza dei nuovi arrivati, ma per l'estate si prevede un boom di sbarchi, scrive Repubblica. Leggi qui.
buongiorno dal centro geofisico prealpino di Campo dei Fiori. Questa mattina e nel pomeriggio ancora ben soleggiato e asciutto. In seguito aumento della copertura nuvolosa. In serata e nella notte rovesci e temporali su tutta la regione. Fenomeni localmente di forte intensità. Venerdì molto nuvoloso, coperto con rovesci e temporali localmente di forte intensità e associati a raffiche di vento e grandine. Neve fino a 1600 metri sulla fascia alpina. In serata esaurimento delle precipitazioni, temperature massime in sensibile diminuzione. Sabato variabile al mattino, poi ben soleggiato, asciutto o qualche isolato rovescio in montagna. Temperature massime in aumento. Tendenza domenica e lunedì ben soleggiato e più caldo, cumuli nel pomeriggio e isolati rovesci. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro buona giornata. Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera. Una gustosa abitudine. Seguire in tournée Radio Padania nei più selezionati ristoranti territoriali per riassaggiare i piatti della nostra tradizione, pranzando a fianco di grandi giornalisti come Giulio Cainarca, esuberanti mattatori come Marco Pinti, storici conduttori come Leo Siegel e politici di primissimo piano come Matteo Salvini e Alessandro Morelli. A chiamarvi a raccolta è Sammy Varin, la Ruffa Popolo. Abbiamo urgentemente bisogno di te. Per aiutare Radio Padania, prenota subito l'evento più vicino chiamando 339 6395 685. Prossime date: 15 maggio Cittadella Padova, 16 maggio Luzzara Reggio Emilia, 23 maggio Vigevano Pavia e San Damiano d'Asti, 24 maggio Olgiate Comasco Como, 30 maggio Castions di Strada Udine, 1 giugno Martinengo Bergamo, 6 giugno Torino e Cuneo, 21 giugno Pontida. Per informazioni e prenotazioni sulla tournée di Radio Padania chiama 339 6395 685. Bene, torniamo brevemente a Repubblica. Adesso bisogna andare veloci perché sto giornalista qua che fa la rassegna stampa a Radio Padania è un rompipalle, la fa troppo lunga. Bisogna essere veloci, brillanti. Nell'epoca del tweet bisogna andare rapidi. 30.000 profughi andranno via dall'Italia, lo dice Repubblica, va bene così. Alle pagine 8 e 9 invece l'Italia riaccende i motori, PIL più 0,3% e per il ministro Padoan siamo alla svolta, è la svolta buona. Dati oltre le attese, si torna a crescere dopo 5 trimestri negativi, miglior dato dal 2011, ma ricompare la deflazione. Qualcosa non va, ma non importa. Bisogna essere ottimisti e non gufi. Effetto Expo, negozi e mutui. Milano traina il mini boom, ma in periferia la crisi non passa. Nel reportage lo racconta Ettore Livini. C'è una parte della città di Milano che è tornata a spendere, snobbando i prodotti low cost. La ripresa c'è, anche se a doppia velocità. E intanto il governo sfida l'Unione Europea sul piano salva banche, ci racconta ancora su Repubblica Federico Fubini. La Commissione Europea denuncia il peso delle sofferenze bancarie sull'economia italiana, ma allo stesso tempo rifiuta ogni proposta di garanzia pubblica per le perdite. Il governo punta su questa contraddizione per forzare i tempi. La questione è quella della bad bank, dove far confluire tutte le marcerie delle banche italiane. Infine, il blitz di Beppe Grillo all'ENI, una gestione corruttiva, rischio di svendita, dice il leader dei 5 Stelle partecipando all'assemblea dell'ENI. L'amministratore delegato Descalzi gli risponde: noi non siamo predatori. Con ciò lasciamo anche Repubblica, andiamo al Giornale che la vede diversa sulla questione dell'immigrazione. L'Italia si arrende a Bruxelles, titola il Giornale. Porte aperte agli immigrati. La Gran Bretagna dice no al piano europeo, bisogna respingerli anche contro la loro volontà, dice il Premier Cameron. E poi c'è il PIL più 0,3% col trucco. Sulle pensioni pronti migliaia di ricorsi. Ci arriviamo pian piano. Intanto il commento in prima pagina è quello del direttore Alessandro Sallusti. Sull'immigrazione la montagna Europa si è spaccata e ha partorito il topolino dai contorni indefiniti. Lasciamo ad altri il compito di enfatizzare l'accordo raggiunto ieri a Bruxelles e definito dalla ministra Mogherini un passo da gigante. In sintesi, l'Europa, se ho ben capito, scrive Sallusti, ha deciso di prendere tempo sul via libera all'uso della forza per fermare gli scafisti.
e di ripartire per quote nazionali l'accoglienza di profughi già sul territorio europeo e di altri 20.000 già ospitati in centri d'accoglienza all'estero. Noi la pensiamo come il ministro degli interni inglese, Theresa May, che sul Times di Londra aveva anticipato il suo giudizio negativo e il rifiuto di accogliere un solo immigrato in più. I migranti, ha detto la signora May, dovrebbero essere respinti e basta. Un approccio diverso non fa che favorire le traversate e incoraggiare ancor più persone a mettere la loro vita in pericolo, ha detto la ministra degli interni della Gran Bretagna. Quella inglese, Danimarca, Irlanda, Repubblica Ceca e Slovacchia sono sulla stessa linea, mi sembra l'unica politica di buon senso, scrive Sallusti. A esprimerla non è un pericoloso razzista, ma l'autorevole membro di un autorevole governo conservatore di un autorevole paese culla della democrazia europea e mondiale. Il tutto sul più autorevole quotidiano europeo che ha pubblicato senza batter ciglio. I casi sono due: o il premier Cameron è diventato di colpo leghista, o dobbiamo ammettere che le posizioni sostenute dal presunto matto Matteo Salvini e modestamente da noi, fin da tempi non sospetti, sono in linea con le tradizioni del conservatorismo liberale e coi principi di libertà e giustizia. Dobbiamo prendere atto che l'adesione acritica dell'Italia a questo trattato dimostra che quello di Renzi è un governo di sinistra fortemente condizionato dall'ala estrema del PD e ovviamente è la controprova del fatto che il ministro degli interni Alfano, ieri esultante, sia di sinistra e il suo partito assolutamente inutile a chi vorrebbe rappresentare. La sintesi, conclude Sallusti, è che ci terremo gli immigrati esattamente come li abbiamo subiti in questi anni, ma ad oggi, con la decisione di Cameron, siamo meno soli nel sostenere la necessità di bloccare gli sbarchi. Ci vorrebbe anche un grande partito italiano, oltre alla Lega, che abbia il coraggio di essere conservatore, scrive il direttore del giornale. Migranti, l'ultimo regalo dell'Unione Europea, ce ne affibbiano 2.000 in più, titola il giornale a pagina 2 con Fausto Biloslavo. Dalla ripartizione discutibile degli ospiti ai paesi che si defilano, i buchi e i bidoni dell'agenda europea sull'immigrazione, ma la Mogherini esulta. Poi c'è la lezione di Londra all'Italia, pagina 3, raccontata da Gian Michalessin. Non vogliamo altri profughi. Il ministro dell'interno, Theresa May, ribadisce il rifiuto. Rimandateli in Africa, una posizione legittima che l'Europa non può sanzionare o contrastare. Il piano salterà, scrive Michalessin, quando anche i paesi dell'Est seguiranno Londra. E sempre poi dal giornale, a pagina 10, c'è una curiosa notizia. Un ritratto, due presidenti. Napolitano non si schioda. Che significa? Avete presente i ritratti ufficiali del Presidente della Repubblica che devono essere messi nei luoghi istituzionali, a partire dalle stanze dei sindaci. L'immagine ufficiale del Presidente Mattarella deve essere chiesta dai comuni, ma può costare fino a 30 euro. E allora alcuni sindaci hanno rinunciato, cosicché Re Giorgio resta in carica sui muri degli uffici e delle aule pubbliche. È nata nei piccoli comuni italiani la rivoluzione silenziosa contro quella che si potrebbe chiamare la tassa Mattarella, scrive Nadia Muratore da Torino per il giornale. La tassa Mattarella è legata al pagamento della fotografia istituzionale del capo dello Stato, che per prassi viene appesa alle pareti. Così, se il costo è troppo alto per casse comunali tendenti al rosso, molti sindaci hanno preferito tenersi l'effigie del suo predecessore, ossia Giorgio Napolitano, in tempi di spending review. Simpatica la notizia, molto meno simpatica invece quello che dicono gli jihadisti in carcere a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Presto arriveremo in Europa, dicono i jihadisti incarcerati. Sono molto giovani e fanatizzati, racconta Marco Maisano nel reportage dal Kurdistan. Il loro obiettivo è la costruzione di un mondo senza infedeli e chi non si converte all'Islam deve morire, mentre l'assalto a Mosul si avvicina. I fronti a sud di Kirkuk, che fino a qualche mese fa erano luoghi di continue battaglie, oggi si presentano come spazi silenziosi, dove migliaia di soldati curdi peshmerga rimangono in attesa di indicazioni. Tutti aspettano l'ordine di attaccare Mosul, la capitale dello Stato islamico in Iraq. Tutti sanno che quello sarà lo scontro finale, che deciderà le sorti del Kurdistan. Una finta calma regna su tutto il confine con lo Stato islamico.
È un inganno, perché anche a Erbil, la capitale di questa piccola nazione curda, l'aria è apparentemente più distesa. Rispetto a qualche mese fa, la città si presenta meno militarizzata, ma anche in questo caso è un inganno. La lotta allo Stato islamico è in verità più cruda e rozza che mai, anche se meno evidente. Un imponente lavoro di intelligence voluto dal presidente Barzani, racconta l'inviato del giornale, ha permesso l'arresto di uomini e donne appartenenti allo Stato islamico o a cellule vicine. Un lavoro di prevenzione che ha permesso di evitare attentati o di catturarne gli esecutori, come i terroristi che il 17 aprile avevano piazzato un'autobomba davanti al consolato americano nel quartiere cristiano di Ain Kawa. Il carcere di Erbil è un'immensa struttura in cemento, controllata per ogni centimetro da guardie armate. Si è riempito velocemente di uomini che scontano pene dall'ergastolo alla pena di morte per impiccagione. L'ordine è quello di impedire ogni contatto tra detenuti e giornalisti. I prigionieri vengono divisi in due categorie, iracheni e stranieri. Se è possibile, dopo lunghe trattative, incontrare terroristi locali, non lo è affatto per i cosiddetti foreign fighters. La diplomazia internazionale è in fibrillazione a causa dei molti connazionali che si sono uniti allo Stato islamico. È evidente che il Kurdistan non intende rompere con nessuno, specie in un periodo come questo, dove ogni passo falso può rendere più complicato il percorso verso l'indipendenza curda dal resto dell'Iraq. Entriamo nel carcere, racconta l'inviato del giornale, scortati da 2 uomini dei servizi curdi addetti a impedirci di fare qualunque ripresa all'esterno o a colloquiare con persone non autorizzate. Veniamo portati in una stanza persa nei corridoi. Inaspettatamente, dopo qualche minuto d'attesa, fanno entrare il primo detenuto. Dice di chiamarsi Muhenet, ha 38 anni, sta scontando l'ergastolo. Catturato in un fronte a sud di Kirkuk. Ci racconta che è passato nelle file dello Stato islamico anche per questioni economiche. I $250 al mese che l'organizzazione islamica gli passava erano più di quanto potesse sperare facendo il muratore. Ovviamente a fare breccia nel cuore di Muhenet è stata la convinzione di contribuire alla nascita di uno Stato islamico senza infedeli. I cristiani, dice quest'uomo, uno dei prigionieri jihadisti nel carcere curdo di Ain Kawa a Erbil, Kurdistan, i cristiani si devono convertire o pagare la tassa in quanto non musulmani. Rifiutarsi vuol dire andare incontro alla morte per impiccagione o peggio essere crocifissi. La stessa sorte tocca a chiunque ostacoli e metta in discussione la legge della Sharia imposta nelle città controllate dallo Stato islamico. Omosessuali, curdi musulmani, yazidi e caldei. Per tutti, ripete Muhenet, la fine è la stessa. Il nostro stupore non desta alcuna reazione negli occhi del detenuto, rimane freddo e si limita a ripetere che lo Stato islamico si è insediato e presto arriverà in Europa. Allora le vostre donne indosseranno il niqab, il velo integrale, e tutti vivranno secondo la legge coranica. E aggiunge: provo dispiacere per i cristiani crocifissi. Se si fossero convertiti, il loro destino sarebbe stato un altro. Per Muhenet, la sorte a cui sono andate incontro le donne yazide è uno dei tanti normali argomenti di cui parlare. Quelle che decidono di non convertirsi vengono vendute, racconta il detenuto. Il prezzo dipende dalla bellezza della ragazza. $800 è il prezzo medio, ma se ne possono trovare di più economiche. E chi decide di convertirsi? In quel caso la ragazza viene data in moglie a un combattente. Di foreign fighters, Muhenet sembra averne visti molti. C'erano americani, racconta, inglesi, anche italiani. Passano tutti dalla Turchia. Il viaggio è facile. Abbiamo uomini sparsi in Europa che reclutano nuove leve. Il volo è di sola andata per Istanbul, meglio ancora per Gaziantep. Da lì i nostri provvedono a farti passare il confine, a portarti nei nostri territori. Ci portano un secondo prigioniero, racconta. In questo reportage a pagina 12 de Il Giornale, Marco Maisano da Erbil, dal Kurdistan, anzi dal carcere curdo di Ain Kawa, dove sono rinchiusi gli jihadisti dello Stato islamico. Il secondo prigioniero si chiama Muhsin e ha 18 anni, ha i polsi tagliati dalle manette che forse porta tutto il giorno, lo sguardo inebetito da carcere duro. La bocca completamente secca, le labbra segnate da profondi solchi. Riesce a parlare con difficoltà, ma si sforza e spiega in 2 parole cos'è per lui l'ISIS. È jihad, è paradiso, dice il 18enne. L'intervista viene interrotta dal suo carceriere, che lo sprona a parlare più chiaro.
Muhsin parla a tratti, capisce male le domande, ma riesce a spiegarci come molti giovani vengano costretti a combattere. Ti obbligano con la forza a unirti a loro, specialmente se sei giovane. A Muhsin, così come al resto dei detenuti, non è permesso avere contatti con l'esterno. La sua famiglia non sa neanche dove si trovi. I miei genitori mi credono morto, dice. Prima o poi vorrei poterli riabbracciare. Per lui la pena è l'ergastolo. L'ultimo detenuto che incontriamo si chiama Abdelaziz, ha solo 15 anni, arrestato anche lui al fronte, rimasto ferito dopo uno scontro a fuoco. Il suo carceriere gli chiede di farci vedere la ferita, lui rifiuta. È in un posto intimo, ripete. La guardia lo forza, lui cede e, ammanettato con me, abbassa quanto basta i pantaloni per pochi secondi. Poi ci parla del reclutamento e della fase di indottrinamento. A 12 anni, dice, è normale prendere un'arma e andare al fronte. Prima però si passa da un addestramento di 4-5 giorni. Capitava spesso di partecipare a incontri con alcuni imam. Ci parlavano del paradiso e di quanto fosse facile arrivarci morendo da martiri, che è poi ciò che dice esattamente il Corano. Cerchiamo di capire quanto davvero l'ideologia islamista abbia penetrato la mente di questo quindicenne. Cosa è peccato, gli chiediamo. È peccato mortale l'alcol, le sigarette, le puttane, frequentare cristiani, l'Occidente. Voi siete i nostri nemici. Neppure le galere kurde sembrano aver fatto cambiare idea ad Abdel, che si limita solo a dirsi pentito di essersi unito, ma che giustifica i metodi dell'ISIS. La sua in realtà è la posizione di molti arabi, conclude Maisano. In tanti hanno scelto di non imbracciare le armi, ma non hanno provato neanche ad ostacolare l'arrivo dei terroristi, anzi ne hanno facilitato l'ingresso e alleggerito il lavoro. Come quelli di Mosul, che ancor prima dell'ingresso dello Stato islamico in città hanno depredato le case dei cristiani fuggiti via e buttato giù le croci dalle chiese. Usciamo dal carcere storditi e confusi, conclude l'inviato de Il Giornale. Quelli erano i tagliagole che abbiamo disprezzato e odiato, guardandoli in TV uccidere donne e bambini. Ci sentiamo traditi, arrabbiati, caduti in una trappola. La compassione che arriva quando non la cerchi e che ti mette a disagio. Sì, abbiamo provato compassione per alcuni di loro. E i curdi? Loro no, non ci cascano nella compassione. È un tranello, quindi? Forse sì, o forse più semplicemente siamo cristiani, conclude Marco Maisano, pagina 12, Il Giornale. Alle pagine 22 e 23 invece del Giornale c'è il libro di Feltri che è recensito dalla prima pagina, Non abbiamo abbastanza paura, noi e l'Islam. Il Giornale pubblica un capitolo di questo libro, il nuovo libro di Vittorio Feltri, da domani in libreria. Siamo tiepidi non solo nel coraggio, ma perfino nella paura. Dovremmo rispondere al nemico che vuole annientarci e invece manteniamo un ottimismo idiota e finiremo per scavarci la fossa. È ora di destarci dal sonno dei pirla, scrive Feltri, che suona la sveglia all'Eurabia, vittima dell'Islam, titola il Giornale. Il libro si intitola Non abbiamo abbastanza paura, noi e l'Islam. Intellettuali con gli occhialini, islamologi e teologi, quello del multiculturalismo è un partito unico e vive ancora col complesso di Lepanto, il senso di colpa per esserci difesi dall'invasione ottomana. Lasciamo però il Giornale, andiamo al Libero, che apre su un altro tema. Le province costano come prima, altro che abolite. La Corte dei Conti conferma quanto avevamo detto sulla prima riforma dell'era Renzi, un'operazione di pura facciata. Gli enti soppressi continuano a mungere un sacco di soldi e per i giudici contabili la situazione va peggiorando. Il commento è del direttore Maurizio Belpietro. Lungi dall'essere smantellate, le province continuano a spendere 7 miliardi all'anno, ma complici i tagli dei trasferimenti del governo sono sull'orlo del dissesto finanziario. Nel giro di un anno le entrate sono diminuite di 1 miliardo e 200 milioni, ma le uscite hanno subito una frenata di soli 287 milioni. I costi sono ancora troppo alti. C'è una notizia buona riguardo il PIL. Nei primi 3 mesi dell'anno è salito dello 0,3%, aumento minimo impercettibile ma pur sempre aumento dopo anni di PIL negativo. Dal 2011 a oggi nel complesso si è perso per strada il 10% del fatturato Italia e se si confronta il dato trimestrale di quest'anno con quello di 4 anni fa si scopre che in valore assoluto mancano 20 miliardi. E poi a voler indagare bisognerebbe, scrive Belpietro, scorporare i diversi effetti che hanno fatto crescere il PIL,
cercando di capire se si tratti di una vera ripresa o se non sia la conseguenza di una serie di fattori esterni all'economia italiana, tipo il rapporto di cambio dollaro-euro o la manovra finanziaria di Draghi. Detto ciò, quali che siano le cause del passettino avanti del prodotto interno lordo, la notizia resta positiva, c'è motivo di rallegrarsi e di sperare. La notizia negativa riguarda la spending review e poi c'è il caso delle province. Peraltro sulla pagina Facebook di Claudio Borghi Aquilini, che peraltro sarà con noi oggi alle 10:40 come quasi tutti i giovedì, c'è una tabella dell'Ocse, se non ricordo male, che invece è più affidabile a proposito di PIL, e lì il discorso è molto chiaro. È inutile, però non sottilizziamo, oggi è il giorno dello più 0,3%, la grande svolta. L'Italia è l'unico paese col segno meno costante fra i paesi dell'Ocse, ma non importa, oggi è il giorno dello 0,3%. Bisogna avere, in base allo 0,3%, un 300% di ottimismo. Intanto si è scoperto, pare che in questi giorni si scopra che un sacco di gente racconta palle in TV. I 2 inviati di Striscia la Notizia, ma poi anche un giornalista di Rete 4 che è stato immediatamente licenziato, e adesso probabilmente se la vede male anche un giornalista di Repubblica. Repubblica ha inventato la storia del bambino che in un asilo di Cantù fa il saluto fascista, e il sindaco di Cantù denuncia il quotidiano. Lo mette in prima pagina. La questione la mette in prima pagina Libero. Il sindaco di Cantù, Bizzozero, smentisce la storia e denuncia il quotidiano di Ezio Mauro. Saluto fascista del bambino, una bufala di Repubblica. L'inviato insiste, ma senza svelare il nome dell'asilo frequentato dal bambino. C'è del nero che si insinua nella tranquilla Cantù, turbando i sonni dei sinceri democratici? Si domanda Francesco Borgonovo. Ma per ora c'è un giallo che è interessante raccontare. Riguarda un fascista in miniatura, un bambino con la passione per il duce, di cui si è discusso nei giorni scorsi. Martedì su Repubblica, prima pagina, l'inviato Paolo Berizzi ha scritto che in una scuola materna pubblica di Cantù c'è un bambino di 4 anni che fa il saluto romano. Le maestre hanno minacciato di cacciarlo dall'asilo se i genitori non fossero intervenuti. A cosa si deve tanta indignazione per il presunto Balilla? Al fatto che, suggeriva Repubblica, questo bambino è l'abominevole figlio di una provincia nera. Ma perché Cantù sarebbe provincia nera? Lo ha scritto Berizzi. Da 2 anni la cittadina in provincia di Como ospita il Festival Boreal, un raduno di ispirazione neonazista organizzato da Forza Nuova. A scatenare polemiche sul raduno è stata l'autorizzazione sorprendente concessa dal sindaco di Cantù Claudio Bizzozero, il quale, in nome del tutti hanno diritto di parola, anche i fascisti, da amministratore devo garantire questo principio democratico, ha detto il sindaco, non solo ha dato il benestare all'evento, ma lo scorso anno si è presentato, scrive Repubblica, in veste ufficiale all'apertura del raduno per un saluto ai camerati. Capito cosa succede se un sindaco dà diritto di parola e di aggregazione ai fascisti? Il morbo poi si diffonde anche nei bambini, sottintende Repubblica. Da genitori con le svastiche tatuate nascono bambini a loro volta fascisti. C'è però un particolare che confligge con questa lettura della realtà fornita dal giornale di Ezio Mauro. Il sindaco di Cantù sostiene che nella sua città del bambino fascista non c'è traccia. Dopo che Repubblica ha pubblicato questa bufala, spiega Bizzozero a Libero, ho fatto sentire tutte le scuole materne e tutti gli istituti scolastici e le dico che quel bambino di sicuro non frequenta una scuola di Cantù. Me l'hanno confermato i direttori e le direttrici di tutte le scuole, che ho contattato uno per uno e che sono tenuti a dirmi le cose come stanno. Bizzozero sostiene dunque che Repubblica abbia scritto un falso. Se davvero c'è un bambino che ama i saluti romani, non è a Cantù. Motivo per cui il sindaco querelerà Repubblica. Ho il dovere di farlo, dice Bizzozero. La bufala che ha pubblicato è allucinante. Anche al provveditorato di Como sono sorpresi. Rosa Siporso, sentita dalla provincia di Como, referente dell'ufficio scolastico, spiega: non abbiamo mai ricevuto segnalazioni simili, e aggiunge: è strano, un dirigente scolastico di un qualsiasi nostro istituto, a fronte di una storia del genere, quantomeno si sarebbe preoccupato di avvertire. Il giornalista Paolo Berizzi conferma tutto, è una notizia straverificata, ha ripetuto ieri a Libero, però non ha intenzione di dire di più per tutelare la fonte. Si professa certissimo di quanto ha pubblicato, ma non rivela quale sia la scuola. Mentre quello di Rete 4
è stato licenziato direttamente Fulvio Benelli, giornalista smascherato da Striscia la Notizia per 2 servizi falsi. Truffatore rom, così rubo le macchine agli italiani e sono d'accordo se fanno lo sterminio. Andati in onda su Quinta Colonna e Dalla vostra parte, la trasmissione di Del Debbio. Abbiamo interrotto ogni rapporto professionale, valuteremo iniziative legali nei confronti del giornalista, hanno detto i direttori Claudio Brachino di Video News e Mario Giordano del TG4. Sempre poi dalla prima pagina di Libero, per l'Unione Europea i clandestini restano fatti nostri, prima intesa sulla distribuzione dei profughi dei vari paesi, ma il piano Juncker non parla di quegli immigrati, la maggioranza, che non hanno diritto d'asilo, li lascia qui in Italia. Già, perché quelli che hanno diritto d'asilo sono una minoranza che è l'oggetto delle decisioni europee. Il resto all'Italia. La ricetta di Cameron, rimandiamoli in Africa, titola Libero in prima pagina. A pagina 2 invece Nino Sunseri si occupa del PIL più 0,3%, non è con questi numeri che si esce dalla recessione, il segno più mancava dall'estate 2013, ma siamo cresciuti allo stesso livello di un anno fa. A far paura è l'inflazione inchiodata a 0, quindi anche Letta aveva fatto svoltare l'Italia. Nel 2013, nell'estate 2013, c'era lo stesso più 0, qualcosa, abbiamo svoltato già dal 2013, non è che Renzi può assumersi adesso il merito. Più 0,3 l'aveva fatto anche Enrico Letta, ma guarda un po'. Infatti in un anno siamo andati sempre meglio, abbiamo perso 111.000 posti negli ultimi 3 mesi, cosa volete di più? A pagina 5 di Libero, pensioni o no, i conti italiani rischiano, scrive Antonio Castro, l'Europa è preoccupata dal bilancio di Roma indipendentemente dalla questione delle pensioni. Vertice fra Premier e Padoan, posticipato a lunedì il Consiglio dei Ministri. Entro settembre, attenzione amici e amiche all'ascolto, arriva, e soprattutto contribuenti, pantaloni di tutta Italia, battete le mani, tirate fuori veramente lo champagne perché entro settembre arriva la riforma fiscale. Torniamo al Libero con le pagine 6 e 7 dedicate all'emergenza immigrazione. Navi antiscafisti, no a truppe in Libia, l'Europa ci assegna un profugo su 10 e i non profughi sono tutti nostri, ma resta il nodo dei clandestini, non si sa dove vadano a finire, scrive Andrea Moriggi. L'Unione non affronta problemi sostanziali, quello degli sbarcati senza requisiti da rifugiato e la composizione delle commissioni che sbrigheranno le pratiche. Mentre il centrodestra adesso spera di fare addirittura terno alle regionali, testa a testa in Campania e Liguria, in Veneto Zaia è avanti. La sinistra deve sudarsi però anche l'Umbria. La Lega Nord in Toscana è data al 16% con Borghi Aquilini, il Movimento 5 Stelle al 17%, secondo i sondaggi riportati da Libero. Sarebbe dunque il secondo, mentre Rossi vincerebbe col 46% e neanche andare al secondo turno.
in Toscana. In Umbria invece Marini centrosinistra è al 40, Ricci centrodestra è al 35, quindi la sinistra deve sudarsi pure l'Umbria, scrive Libero, che poi si occupa della questione della libertà di espressione del rapper Fedez. È una querela per fare quattrini, la libertà di espressione del rapper che predica bene e razzola male. Il rapper, che ha giustificato le devastazioni dei No Expo a Milano, vuole 200.000 euro perché abbiamo osato criticare le sue idee, scrive Filippo Facci, un bel paladino della democrazia. Pure la querela di Fedez ci dobbiamo sorbire. Anzi, non è una querela, è una diffida che paventa una causa civile, cioè qualcosa che punta direttamente a soldi da incassare. Una composizione bonaria della vicenda, hanno scritto i legali del rapper, che poi non è Fedez, si chiama artista Federico Leonardo Lucia in arte Fedez. Sottolineiamo Lucia, scrive Facci, perché si sta confermando un rapper per femminucce, per bambine, uno che se la tira da duro e poi corre dagli avvocati perché gli hanno fatto la bua. Per inciso, il suo onore varrebbe 200.000 euro. Questo dopo una campagna mediatica denigratoria, hanno scritto gli avvocati di Fedez, tra i cui principali protagonisti si annoverano Filippo Facci e il quotidiano Libero. In termini di immagine è come se un pugile beccasse una castagna sul naso e rispondesse con una denuncia, anzi denunce, perché pare che abbia fatto la querelina anche ad altri, tra i quali Nicola Porro di Virus, e chiesto soldi, di conseguenza, il tutto sermoneggiando sulla libertà d'espressione. Lasciamo Libero per andare al Fatto Quotidiano. Camera di Coniglio è il titolo dell'editoriale di Marco Travaglio, che poi ci porta anche alla notizia d'apertura. Intanto da ieri, scrive Travaglio, grazie al nostro Antonio Massari, sappiamo che la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Chieti, che mandò in parte assolti per avvelenamento delle acque, in parte prescritti per disastro ambientale, 19 ex dirigenti e tecnici della Montedison imputati per il mortifero inquinamento causato dalle discariche di Bussi sul Tirino, Pescara, è altamente sospetta di pressioni indebite di un giudice togato su alcune giurate popolari, le quali hanno raccontato al nostro inviato, sostenendo di non essere state ammesse alla lettura degli atti e soprattutto di essersi sentite dire dal Presidente che se avessimo condannato per dolo e se poi gli imputati si fossero appellati e avessero vinto la causa, avrebbero potuto citarci personalmente chiedendoci i danni e avremmo rischiato di perdere tutto quello che abbiamo. Il giudice togato ha detto così ai giudici popolari. Attenzione alla condanna, perché poi vi portano via tutto. La simpatica conversazione, raccontano le due giurate, due cittadine come noi, estratte a sorte per giudicare un caso più grande di loro. La conversazione avvenne in un ristorante pizzeria di Pescara il 16 dicembre scorso, 3 giorni prima della sentenza. A quella cena, presenti il presidente della Corte e il giudice all'atere, si parlò del cuore del processo, il dolo contestato dai PM ai 19 responsabili della Montedison, accusati di essere ben consapevoli dell'inquinamento che gli stabilimenti causavano da anni al territorio e di non aver fatto nulla per scongiurarlo e per mettere sull'avviso la popolazione, e dunque imputati di disastro doloso, cioè intenzionale. Le 2 su 6 giudici popolari, da quel che avevano visto e sentito nelle udienze del processo, si erano convinte del dolo, come del resto la parte civile pubblica, l'avvocato dello Stato. Il presidente invece optava per la colpa, che avrebbe portato alla derubricazione del reato di disastro da doloso a colposo, punito con pene inferiori e soprattutto con prescrizione, già scattata. I diversi convincimenti fra i membri di un collegio, specie se misto come quello dell'Assise, fra giudici, togati e popolari, sono fisiologici, così come la sentenza di primo grado che, derubricando il reato, fece scattare la prescrizione per il disastro ambientale. Ciò che è patologico sono 3 elementi raccontati dalle 2 giurate popolari. Primo, il mancato accesso agli atti. Secondo, l'assenza del voto in Camera di Consiglio, decisivo per stabilire quale delle 2 tesi dovesse prevalere. Terzo, la frase che il Presidente avrebbe pronunciato alla cena, che non poteva non coartare il libero convincimento dei giudici popolari, con la minacciosa prospettazione della loro rovina economica. Ora, scrive Travaglio, sulla correttezza della condotta del Presidente si pronunceranno il titolare dell'azione disciplinare, il ministro Orlando che ha già chiesto gli atti,
e il Consiglio Superiore della Magistratura, nonché i giudici della sede più vicina competente a giudicarlo. Per fortuna quel verdetto potrà essere ribaltato in appello o addirittura rifatto in primo grado, ma questa vicenda illumina, meglio di tutte le chiacchiere, il tema delicatissimo della responsabilità civile dei magistrati, specie alla luce della legge approvata dal Senato il 20 novembre 2014, dalla Camera a febbraio, proprio a cavallo del processo di Chieti. Finalmente i giudici pagano per i loro errori, era il refrain dei trombettieri della riforma e naturalmente del premier Renzi. Il risultato della campagna e della suprema porcata lo racconta la nostra storia. Stabilire che qualunque imputato può denunciare i giudici, togati e popolari, attraverso lo Stato, per qualunque decisione sgradita in qualunque fase del giudizio, senza alcun filtro di ammissibilità, equivale a sottoporre tutti i collegi alla spada di Damocle delle cause per danni, soprattutto quando c'è sul banco degli imputati un soggetto potente come Montedison, per giunta assistito da un avvocato famoso come Paola Severino, fino all'anno prima ministro di giustizia. Così, Travaglio, in prima pagina, a 2 cene per un inganno, si muovono il ministro e il Consiglio Superiore della Magistratura. La rivelazione a tavola, è già deciso, tutti assolti, le parti civili seppero 15 giorni prima. Da chi? Lo diremo ai giudici. 2 giurate riunite col Presidente. Per noi il dolo c'era. Il Presidente ci disse che avremmo corso rischi. Il Presidente in questione non commenta. L'avvocata della Montedison, Paola Severino, l'ex ministra. Mentre c'è un'altra storia da Palazzo di Giustizia, a Milano stavolta, la racconta sul Fatto Gianni Barbaccetto, un'inchiesta imbarazzante per il Presidente della Corte d'Appello di Milano Canzio, una telefonata dalla sua anticamera. Che è successo? Una giornalista che risponde al cellulare: lei, signora Andreis, dove si trova in questo momento e qui in tribunale, non si preoccupi. Di che si tratta? Lo vediamo, cerchiamo di capirlo meglio. C'è un'inchiesta della Procura di Milano che lambisce l'anticamera del Presidente della Corte d'Appello Canzio. Tutto comincia il 10 gennaio di 2 anni fa. Una giornalista del Corriere della Sera, Elisabetta Andreis, riceve una telefonata di minaccia. Lei dove si trova in questo momento? È qui in tribunale? Non si preoccupi, anche noi potremmo farle delle domande. E lei con la sua famiglia dove si trova? È al lavoro dove va? Lei ci risponda o rispondiamo noi? Il misterioso interlocutore poi tronca la comunicazione. Andreis, la giornalista, va alla polizia e denuncia. Sta conducendo per il Corriere un'inchiesta sulle aste giudiziarie e su una gara indetta dalla Camera di Commercio di Milano per la gestione della pubblicità e la pubblicazione via web degli avvisi d'asta e per la preparazione del processo civile telematico. La gara, avviata nel 2012 con fondi Expo per il Tribunale di Milano, era stata vinta dalla società Edicom Finance con un ribasso da brivido 72%, in condizioni che avevano insospettito l'autorità anticorruzione di Cantone. Per capire meglio i termini della questione, la giornalista aveva contattato via email anche Canzio, il presidente della Corte d'Appello, che le aveva però fatto rispondere di non essere disponibile. Dopodiché era partita la minacciosa telefonata ed erano scattate le indagini affidate al PM Filippini. Arriva la prima imbarazzante sorpresa: il PM scopre che la chiamata è partita da un telefono fisso, la chiamata di minaccia alla giornalista del Corriere, è partita da un telefono fisso dell'anticamera del presidente Canzio, quello a disposizione del capo scorta del presidente della Corte d'Appello, il brigadiere dei Carabinieri Roberto Scapoli, il quale, secondo i tabulati telefonici, risulta in contatto con titolari di società attive nelle vendite giudiziarie. La seconda sorpresa è ancor più sconcertante, racconta Barbacetto. In quell'anticamera staziona spesso un amico di Scapoli, cioè il caposcorta del presidente della Corte d'Appello di Milano Canzio. L'amico del caposcorta del presidente Canzio è Giuseppe Frustaci. Si qualifica come agente della questura e lo sostituisce quando è assente. Scapoli a Palazzo lo presenta come collega, ma dalle indagini emerge che Frustaci non è affatto un poliziotto, è stato al massimo guardia giurata volontaria per la vigilanza ittica e venatoria a Lodi. In compenso, un rapporto dei Carabinieri lo dipinge come personaggio che stringe rapporti con appartenenti alle forze di polizia e al personale amministrativo del Palazzo di Giustizia di Milano, dai quali riceve notizie anche riservate che rivende a agenzie investigative private. Oggi Frustaci è titolare di impresa edile, la GF Costruzioni, ma mentre non risultano attività nell'edilizia,
Sembra darsi da fare molto nell'intelligence. Nel 2007 è stato condannato dal Tribunale di Lodi a pagare 2.400 euro d'ammenda per aver fatto l'investigatore privato senza autorizzazioni. Aveva addirittura condotto una strana bonifica presso gli uffici della Polizia Provinciale di Lodi per verificare la presenza di cimici. Secondo una relazione della Digos, si fa passare per informatore dei servizi. Altre volte si presenta come primo dirigente o maresciallo dei carabinieri dell'antimafia, la DIA di Milano. Oppure si spaccia per uomo dei servizi proponendo scambi di informazioni a poliziotti e carabinieri veri. Nel 2013 la Corte d'Appello di Brescia lo condanna a 1 anno e 4 mesi per avere rubato da un'armeria diverse armi comuni da sparo a Brescia, alla Galleria del Tiro di Lograto. Malgrado questo curriculum, è spesso accanto a Scapoli, cioè il caposcorta del presidente della Corte d'Appello di Milano, Canzio, nell'anticamera del presidente Canzio, che è il magistrato più alto in grado dell'intero Palazzo di Giustizia di Milano. Il pubblico ministero Filippini nel settembre scorso iscrive questo Scapoli nel registro indagati. 2 mesi dopo raggiunge anche Frustaci, cioè il capo scorta in pratica, o meglio, Scapoli è il capo scorta di Canzio e questo Frustaci è quello che spesso lo sostituisce come capo scorta, quel personaggio doppiamente condannato. Reati ipotizzati: minacce nei confronti della giornalista del Corriere, concorso in turbativa d'asta e rivelazione di segreti d'ufficio per l'anomala vittoria della Edicom Finance. Il magistrato chiede al GIP di intercettare i 2 indagati, ma il GIP, Anna Maria Zamagni, nel novembre del 2014 ipotizza che in questo procedimento il presidente Canzio possa essere danneggiato dal reato e dichiara dunque la propria incompetenza. Una parte degli atti va alla Procura di Brescia, che è competente per le vicende che riguardano i magistrati di Milano. Resta a Milano l'indagine sulle minacce alla giornalista del Corriere della Sera e l'imbarazzo per una brutta storia che si è consumata nell'anticamera del presidente Canzio e che non è ancora arrivata alla fine. A insaputa del presidente Canzio, scrive Gianni Barbacetto. Una brutta storia, sì, mentre a pagina 6 del Fatto Quotidiano l'amico di Dell'Utri, signore di Firenze e dei palazzi di pregio, residenze nobiliari, edifici storici, beni di lusso, qualche aiuto dal comune, prima con Renzi sindaco e poi col sindaco Nardella. L'inarrestabile carriera del signor Leggiero, che è questo amico di Dell'Utri, che ha avuto anche il giardino Nidiaci, che era da 90 anni un luogo destinato ai bambini, pubblico del comune di Firenze, svenduto praticamente a questo signore, denuncia il Fatto. Difficilmente quantificabile il suo patrimonio, creato dal nulla dal 2009 a oggi, immobili intestati e gestiti da 8 diverse società. Per questo signore, Salvatore Leggiero, che ha fatto affaroni a Firenze, amico di Dell'Utri. Ma lasciamo il Fatto con un paio ancora di segnalazioni. Il PIL sale dello 0,3%, meno della propaganda, scrive Mario Seminerio. La stima preliminare Istat dice che l'Italia esce dalla recessione, ma la crescita è debole e non agisce sull'occupazione. E sempre dal Fatto Quotidiano vi segnalo infine nella pagina dei commenti il commento di Giancarlo Caselli, l'ex procuratore capo di Torino, sui giudici popolari di cui abbiamo parlato prima, che non sono figuranti. I cittadini estratti a sorte per le corti d'assise, scrive Caselli, hanno gli stessi poteri dei togati, devono essere coinvolti in tutti gli aspetti del processo. Mentre Renzi non è duce, ma imperatore, lo dice a Pietro Vernizzi su Italia Oggi Fabrizio Rondolino, già da Lemiano a suo tempo, poi secessionista, scrisse per il Foglio È ora di disfare l'Italia, poi ferocemente antileghista e ferocemente pro-renziano. Ciascuno nel suo feudo fa quello che vuole purché paghi i contributi e fornisca le truppe. In questo senso Renzi è imperatore. Lo dimostrano le alleanze fatte da De Luca in Campania. Cioè l'imperatore dice ai feudatari: fate quello che volete purché pagate i contributi e fornite le truppe. Se vi alleate poi coi camorristi e coi fascisti va benissimo così. Sull'Expo si sofferma invece Riccardo Ruggeri nel suo cameo a pagina 5 di Italia Oggi. Sono passate 2 settimane dall'inaugurazione, se ne può parlare con serenità. Le paventate 5 giornate di Milano sono iniziate
nel ridicolo, hanno cambiato un verso dell'inno nazionale, ma nessuno che si sia assunta la responsabilità della fesseria, e nel ridicolo si sono chiuse con il lamento dell'amministratore delegato di Rolex Italia. Nel mezzo è successo di tutto. Gli antagonisti cattivi in divisa paramilitare si sono infilati nel corteo No Expo degli antagonisti buoni, hanno distrutto negozi, banche e assicurazioni. Il giorno dopo, con alla testa un improbabile avvocato radical chic con megafono incorporato, genitori e amici degli antagonisti buoni sono andati a pulire i muri imbrattati dai loro colleghi cattivi e giornali e TV li hanno esaltati. Renzi, Alfano, il capo della polizia, Pansa, si sono autoincensati per avere ordinato di non mantenere l'ordine pubblico. Mi pareva che fosse un diritto di noi cittadini, vantandosi di averlo fatto nell'interesse dell'Expo. Il poliziotto che ha rischiato la vita ha avuto una medaglia, mancava la ciliegina finale, la gaffe del super manager di Rolex Italia. Costui è l'unico non informato che il nostro premier governa diffondendo a raffica tweet elementari ad alto impatto emotivo. Rolex è una parola con 5 lettere. Vacheron Constantin ne ha 17. Che doveva fare Renzi se non scegliere Rolex per il tweet? Dopo quel momento difficile, l'Expo ha assunto la sua dimensione corretta di grande, elegante fiera e non c'è dubbio che si concluderà inanellando successi. La parte più interessante dell'Expo riguarderà i perché profondi della nostra vita su questa terra. Dilemmi cosmici, terra madre o terra puttana, nutrire o alimentare, fino al più popolare burro e acciughe o tofu ai ferri, oppure entrambi, uno come antipasto e l'altro come secondo. L'Expo è un contenitore concepito come una fiera, dove, direbbero i colti, i clusters la fanno da padrone. Come italiani il nostro obiettivo è però serissimo e questo tutti dobbiamo collaborare a farlo, recuperare 2,5 miliardi spesi per l'investimento, raccattare un po' di PIL aggiuntivo senza far troppi danni all'immagine del paese. Questo è l'Expo, il resto sono ridicole vanterie. Poi cosa fare di questo ambaradan quando l'Expo chiuderà, scrive ancora Riccardo Ruggeri. Un Expo, così come un grande evento mondiale tipo Olimpiade, può essere un successo che cambia per sempre una città, Barcellona, oppure la distrugge, Atene, spesso né l'uno né l'altro, come Torino, che ha recuperato un'area museale di grande valore in cambio delle oscenità perenni dell'ex villaggio olimpico. È quindi sul dopo che si decide la partita. Mi fermo qua prima che mi diano del gufo. Lo confesso, per me è un'offesa inaccettabile. Sono civetta. Per noi apoti si accompagna sia ai miti dell'antica Grecia, sia come Minerva a quello di Roma antica. La civetta è il simbolo della filosofia e della saggezza e infatti ama vivere negli interstizi, nell'ombra. Mentre i cacicchi sono all'assalto del PD, è il titolo dell'analisi firmata da Domenico Cacopardo a pagina 7 di Italia Oggi. La minoranza del PD punta solo a distruggere Renzi bloccando un paese già troppo ingessato. Le regole democratiche valgono se favoriscono Bersani. Faceva impressione ieri l'altro sera Pierluigi Bersani sul TG1, scrive Cacopardo. Un'intervista con l'inchino, come al solito, nel corso della quale l'ex segretario del PD faceva frequenti risolini. La riforma del Senato, titolo quinto della Costituzione, risolino, per dire che sì, quando arriverà in aula al Senato, gliela faremo vedere al giovanotto fiorentino. La riforma della scuola, altro risolino, come per dire, vedete i professori come stanno facendo il culo al governo? Senza sapere che quello della scuola è il problema dei problemi. Una scuola come la nostra, arretrata rispetto al resto del mondo, ci condanna al fanalino di coda mondiale. Insomma, quelli di Bersani erano i risolini della irresponsabilità, scrive Cacopardo. Infine, sempre da Italia Oggi, una lunga chiacchierata di Goffredo Pistelli a pagina 11 con Fabrizio Pezzani, parmense, critico del pensiero economico. L'economia dipende dall'uomo, è il messaggio di Pezzani. Il pensiero unico tecnico guarda solo il futuro. Sembra una ovvietà. Gli star economisti pensano invece che l'economia dipenda dalle loro slide. La verità è sotto gli occhi di tutti, dice Pezzani,
che è ordinario di economia aziendale alla Bocconi e insegna altruismo creativo all'Università di Parma, oltre che essere vicepresidente di Cariparma Crédit Agricole. La verità è sotto gli occhi di tutti, dice Pezzani. La concentrazione della ricchezza e la sua stratificazione verso l'alto hanno fatto crollare la classe media, che è stata ed è il lievito della società occidentale. Oggi questo modello ha effetti distorsivi. I giovani che hanno fatto la business school si trovano oggi a fare i camerieri. È il debito contratto da migliaia e migliaia di loro per potersi pagare gli studi all'università, che è ormai arrivato negli Stati Uniti all'8% del PIL. Una cifra inimmaginabile. Se non si trova un nuovo paradigma che riduca le tensioni sociali e le diseguaglianze, è ad alto rischio la società e anche la crescita del prodotto. Non serve perché il sistema fiscale non consente redistribuzione. Con ciò lasciamo Italia Oggi, andiamo al titolo del Manifesto, il quotidiano comunista, che è molto evocativo. C'è Renzi con la sua bella lavagna, il video che ha diffuso ieri, e poi un titolo, Il Gran Maestro, che allude anche a qualcosa d'altro che non alla scuola. A ciò che diceva De Gasperi, è meglio tacerne, ma bisogna sempre considerarla. La massoneria, il Gran Maestro, in prima pagina su Il Manifesto. E sempre dal Manifesto, lo spot del preside del Consiglio, è il titolo del pezzo interno nella pagina 5 di Roberto Ciccarelli. Sul Foglio vi segnalo invece in prima pagina l'articolo di Giulio Meotti, il grande massacro dei blogger laici in Bangladesh, ne hanno già ammazzati 9, l'ultimo ieri, però di loro non si parla perché sono in Bangladesh. Non erano famosi come i giornalisti e gli scrittori inseriti da Al-Qaeda nella lista, Salman Rushdie, Ayaan Hirsi Ali, i vignettisti danesi, il direttore di Charlie Hebdo, Stéphane Charbonnier, ma i blogger assassinati erano anche loro finiti in una lista di obiettivi da eliminare, uccisi per le loro parole. Non li hanno eliminati col Kalashnikov, ma col macete, la lama del genocidio ruandese. Non è avvenuto a Parigi, ma nel lontano Bangladesh, uno degli stati più giovani al mondo, nato nel 1971. Sul secolo XIX di Genova, invece, in prima pagina, Movimento 5 Stelle shock a Imperia, alle regionali votate Movimento 5 Stelle, ma senza preferenze, chiede il capogruppo di Imperia del Movimento 5 Stelle, Russo, il quale dice ci sono ombre legate all'appoggio di un attivista di cognome Mafodda, famiglia mafiosa, lui però è incensurato. A pagina 3 invece il quotidiano genovese racconta delle Cinque Terre, gli 8 profughi che ricreano i muretti a secco delle Cinque Terre a scuola per imparare un mestiere e per salvare un paese che frana. Sbarcati a Lampedusa 10 mesi fa, Manarola, uno dei gioielli delle Cinque Terre, li ha adottati. Teoria e pratica, ma in Africa i muri si costruiscono ancora così. 400 ore di corso hanno fatto e adesso lavorano a ricostruire i muretti a secco delle Cinque Terre. A pagina 7 invece Civati che lancia la sfida finale all'ex amico Renzi, in Liguria sarà la nostra Scozia, dice Civati. Il suo candidato è Pastorino. Pagina 17 invece del quotidiano genovese, la sfida dei supermercati aperti anche di notte, è cominciato a comparirne qualcuno anche a Milano, un Carrefour aperto 24 ore su 24, anche a Genova. Da domani non abbasserà mai le serrande, altre grandi catene ci stanno pensando di tenere aperto 24 ore su 24. Ci congediamo dal secolo XIX con i poliziotti che lanciano l'allarme in Liguria, dimezzato nell'arco di 2 anni il numero del personale nei presidi sul territorio, organici ridotti, e infine pedofilia, Don Seppia, l'ex parroco di Sestri, è libero, così ritroverò me stesso, dice l'ex sacerdote, entra in comunità per tornare prete e servirà il via libera del Papa. Termini scaduti, l'ex parroco è accusato anche di avere offerto droga ad alcuni ragazzini. Da segnalare anche in prima pagina su Avvenire l'articolo di fondo di Antonio Maria Mira, l'editoriale su una sfida dell''ndrangheta contro una cooperativa nata col sostegno della Conferenza Episcopale Italiana, in quel di Gioia Tauro. La cooperativa coltiva ulivi e altre piante, ebbene, gli 'ndranghetisti hanno segato 96 ulivi di questa cooperativa. E intanto
Intanto abbiamo anche la prima pagina del Sole 24 Ore, l'Istat rialza il PIL, ma Spagna e Francia crescono di più, e poi c'è un sondaggio di Roberto Dalimonte, il papà dell'Italicum di Renzi, PD al 36%, bene Grillo e Lega, la Lega è data al 15%, Beppe Grillo e il Movimento 5 Stelle al 23,5%, il lavoro è un tema che preoccupa gli italiani che dicono no all'uscita dall'euro. Per quanto riguarda poi la fiducia o meno nella politica, pagina 29, il sondaggio nel dettaglio. Preoccupa il tema del lavoro e dell'economia. Sfiducia nella politica, PD ancora premiato al 36%, bene anche Grillo e Lega, nessun leader conquista la sufficienza. La sufficienza del voto da 1 a 10, che voto darebbe a Renzi? 4,9, a Berlusconi 2,4, a Beppe Grillo 2,6, a Salvini 3,1. Sulle intenzioni di voto, Lega al 15, 5 Stelle al 23 qualcosa, PD al 36, Forza Italia al 12 dietro la Lega. Così in estrema sintesi, ma vi segnalo anche Panorama prima di salutarci. C'è intanto in copertina sul settimanale della Mondadori l'Eldorado Australia, un paese dove emigrare. Un sacco di gente vuole andare in Australia. Poi c'è una assoluzione che però inguaia l'assolto. Il governatore del PD della Toscana, Rossi, per il mega buco della SL di Massa, fu per ragioni politiche. Così i giudici in realtà puntano il dito sul candidato Rossi, ricandidato. E poi c'è un articolo su Salvini, del figlio di Bruno Vespa, Stefano, a pagina 27 di Panorama, su un libro, Allarmi siam leghisti, di Antonio Rapisarda. In Italia con Salvini avanza un'intera generazione. L'altro Matteo non è isolato. Insieme a lui c'è gran parte del mondo post-missino, a cominciare dagli intellettuali. Il leghista del terzo millennio che dice no all'Europa. Allarmi siam leghisti è il titolo del libro. Non facciamo in tempo a segnalare il resto di Panorama per questioni strettamente di tempo. In un trimestre chiusi 23.000 negozi. Carlo Sangalli, presidente Confcommercio, anche lui è un gufo, doveva gioire per lo 0,0% di crescita in un anno. Poi c'è il caseificio dell'Alta Langa che va fortissimo negli Stati Uniti, scrive ancora Panorama. Poi abbiamo l'approfondimento su quanto è bella l'Australia e quanta gente ci vuole andare. E poi il tema delle pensioni. 430 miliardi, scrive Panorama. Sono spiccioli quelli che verranno restituiti ai pensionati, se lo saranno. Il conto che pagheranno i pensionati da qui al 2060 è di 430 miliardi e per i giovani sarà ancora peggio. Lo sapevamo. Flop e furbizie di una candidata molto renziana, Raffaella Paita, in Liguria. E per concludere, 7 volte espulso e poi si scopre che è uno scafista. La paradossale storia di un tunisino che in Sicilia sbarcò sedicenne nel 2003. Una volta all'anno fino al 2009 gli è stato ordinato di andarsene, ci ha sempre beffato. Riportato a Tunisi 3 anni fa, è tornato su un barcone nel 2014, respinto il 5 maggio scorso e di nuovo a bordo, stavolta arrestato per essere trafficante di clandestini. Buona mattina a tutti da Giulio Cainarca. Leggi qui, Golf con Tech and Sound